Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo su Football Manager 2019, però devo andare un po' pianino perché è un po' tardi. E allora ragazzi, stiamo portando anche Kanté, perché a sto punto raga, cioè, vedendo un po' come si dice, la situazione mod, io ho paura che sarà dura avere anche tanti soldi, o comunque è bene avere giocatori giovani in caso da rivendere, quindi visto che non sono tanti quelli da poter comprare, a questo punto ne approfitto con quello che ho e quindi Kanté me lo compro sinceramente. Ok, quindi anche questo cos'è? In Under 19, spero fai l'Under 19 per farti il gioco. Ho provato anche Griezmann, ma già diciamo comunque è un buon giocatore della Real Sociedad, quindi non ci sono proprio i margini per poterlo comprare. Cioè non ho neanche i soldi fondamentalmente. Dov'è Kanté però? Ngolo. Aspetta, non è che sei in prima squadra. Adesso giochiamo anche, ragazzi. Solo l'unica cosa che non so se qualcuno ha scaricato la mod, ho visto che però cioè, non trovo Allison e Van Dyke. Se qualcuno mi può aiutare su questo perché cioè, sarei un po' insomma preoccupato di non vedere questi due giocatori, soprattutto Van Dyke che volevo comprare, ma proprio non lo trovo. N'Golo Kanté, ok. Quindi ecco, se qualcuno sa qualcosa, se mi può aggiornare magari, perché loro due non li trovo. Trasferimenti quanti soldi abbiamo? 2 milioni e 9. Mamma, monte ingaggi ancora ne abbiamo però. Quindi questo è anche una cosa buona e giusta. Sto pensando a qualche altro giovane, ma cioè che mi piace perché c'è anche Pogba, però Pogba lo lascio là, lo comprerà qualcun altro, non voglio comprarli tutti anche perché dopo diventa esagerato. Però altri giocatori, c'ho Paquetá, però anche Paquetá secondo me è già valore, no, beh uno è qua, proviamo. Paquetá potremmo anche provarlo. Dopo magari, visto che comunque il Valencia vorrei stare, cioè vorrei vincere qualcosa, magari. No, ecco, ho capito che Paquetá non può venire. C'ho Diadem, c'ho Mbappé. Sì, magari non scritto così. Vedi, ci sono questi giocatori qua, non capisco. 35 milioni, che sporo. Cioè. Ok, quindi anche Mbappé la vedo un po' difficile. De Bruyne niente. Quelli del Chelsea li ho provati niente. Lo United. No, Real Madrid, quelli del Real, ma comunque non vengono. Perché Zaniolo, non so neanche sinceramente la forza di Zaniolo alla Fiorentina Under 20, 8 milioni che sparo però. Cioè. Bernardeschi, vabbè, buono, buono. E sto pensando ad altri, quella gente là, ma comunque. Beh, per esempio, vediamo dov'è Mertens per curiosità, sarà in Belgio. 18 anni, vabbè, ma a sto punto direi che con Kanté, insomma, teniamoci qualche soldino per magari Giaga, mi sto togliendo qualche sfizio in prestiti e a pochi soldi che chiaramente dopo posso rivendere a molti più soldi. Ragazzi, stiamo parlando dell'attaccante boliviano Marco Elceverri, questo è per grandi intenditori, nel senso questo doveva fare grandi cose nel 94 ai mondiali, ha portato la Bolivia al mondiale statunitense, poi insomma un po' deluso, però signori, Marco Elceverri, dal Bolivar ce lo compriamo. Ma sì, che voglio vederli un po' questi giocatori. Siamo al Barcellona, raga, faremo cagare, cioè, questa è la squadra, non avremo molte possibilità, ve lo dico già. Ok, Bailey purtroppo non è interessato, ci ho provato a Leone. Forse ci avevo anche già provato, non mi ricordo adesso, sapete che il cubo è un po' rincoglionito. Ok. No, ho visto l'unica cosa che, cioè, i giocatori che mancano l'appello sono Van Dyke, Allison e Edoardo, il portiere del City. Non lo so sinceramente se questo, se magari nascono dopo, certi, o magari nella super mod si sono dimenticati di qualcuno. Questo sinceramente non lo so. Sono all'esordio.
Sagarra, uomo chiave. Terzino scarso direi. Cioè, ho scelto un campionato leggermente difficile, ma proprio leggermente. Anche se quello italiano è molto molto il più difficile di tutti. Vabbè, vi risparmio la... Eccoci qua raga. Barcellona show con Basora, Kubala, Ronaldinho, Cesare in attacco. Già questo un po' paura, Rivaldo neanche, cioè, forse sta male, neanche in panchina. Schuster, Samitier, quindi due medianacci non da poco, Segarra, Olivella, Koeman, Puyol e Ramelat. Il portiere non lo conosco onestamente. Poi Zubizarreta, vabbè, Micheli, Laudrup, Alcantara, Guardiola, Nadal, l'Ajax. Ragazzi, noi abbiamo qua, speriamo bene che in Pablito e Marchi, in questo momento il Ceverri chiaramente è la riserva di Pablito, come Valderrama in questo momento gioca in panchina. Dobbiamo fare un po' di esperimenti, ragazzi, sarà durissima col Barcellona, ragazzi, è una squadra veramente da 100.000 punti in una stagione. Energico, buona fortuna. Adesso sistemiamo un attimo queste piccole cose. Allora, azioni chiave. E qua possiamo alzare così, replay no, audio sì. Però prudente, forse mettiamo equilibrato, troppo non voglio neanche farmi schiacciare, sono in casa. Attenzione, oddio, no, subito. Mamma mia. Ecco, sistemiamo qua. Altri risultati, qua i tiri, qua la classifica. Vai. Bravo Carboni, il vecchio Carboni, la spazza, però c'è solo Barcellona. Schuster, Samitier o Samitier, adesso le pronunciano quelli vecchi, ai 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 subito. Basora colpisce ragazzi, questo è una roba devastante, questi parametri fa paura. Vabbè, a Barcellona sappiamo che le possibilità di perdere sono infinite, Gaizka. Vai Gioacchino, nuovo acquisto, Ayala. La difesa mi fa leggermente paura, ma quest'anno va così, il primo anno sarà durissimo ragazzi. Beh, bello che Sguardo Canizzare è famoso per avere un bel piede. Bravo Gioacchino, il migliore finora, Kempes. Vai Mario Kempes. Gates, madonna cosa fa Gaizka, Kempes. Porca miseria, dai, però già che riusciamo a fare qualche azione già un po' mi consola. Vai Mendieta, il nostro faro. Ayala, Clermont, Aymar, il pagliasso, Joaquin. Dai che ci siamo anche noi. Dai che c'è anche il Cume. Chili Gonzales, Chili Spidi Gonzales, bello, per Ramelat, ancora Chili Gonzales, non ci credo, Gioacchino, acquisto del Cume, 1-1, mi ricordo, uno dei bug più clamorosi di Football Manager degli anni passati, forse 2002, 2003, 2004. Attenzione Digno, però il Barcellona non molla, ai Digno, subito. Mamma mia, appena accelera il Barcellona ci distrugge, perché comunque Canizares, mamma mia, non mi sta piacendo, cioè, portiere pazzo per carità, però peccato, comunque in pochi minuti tantissimi gol. Digno, Besora, Olivella. Sta veramente dominando il Barça purtroppo. Vado,
però Canizzare se è il tuo compito, però non è quello di fare il pazzo, è quello di parare ogni tanto, cioè magari ogni tanto, mica sempre. Basora. Vai Mendieta, spazzala via bene. Kempes è da solo però. Sei tu la nostra stella, cazzo. Devi ricordarti cosa hai fatto nel 78. Bravi, madonna, Rias. Raga, è leggermente dura. Canizzare sprende, però ragazzi se continuiamo così prendiamo una goleada, E che abbiamo una squadra comunque che gioca offensivo. Abbiamo ancora lo schema, diciamo che non abbiamo ancora imparato la formazione. Prime partite. Barcellona, cioè. Potevano anche metterci una squadra un attimino meno forte, porca trota. Calendario beffardo. Canizzare sulla tua, ti ho dato come disposizione quella di passare al compagno vicino. Allora, è una mod stupenda, il livello di gioco è aumentato come fosse tipo modalità Hero di non so cosa, di FIFA, però fioi. Noi dovevo prendere una iper goleada la prima partita. Però Canizzare sei inguardabile. Prossima partita proviamo l'altro, Non mi sta piacendo Canizzare, proprio per niente. 18 tiri a 6. Basta, dopo il gol di io e Gioacchino ci siamo proprio spenti. Only Barça. Bravo, finalmente Ayala recupera. Attenzione Mario Kempes, boom. Mario Kempes la riapre, ma non gioisco tanto perché loro basta un tiro e segnano. Partita scoppiettata. Comunque ho fatto 2 gol al Barça, questo un po' mi consola. A Barcellona è veramente devastante, è una squadra ragazzi, magari qualche nome è meno conosciuto da quelli più piccini, anche io certi non li conosco raga, perché comunque non posso conoscere tutte le leggende. È assente, Aymar non ha visto palla. Il problema del pagliasso, e allora mettiamo Marco Elceverri ragazzi. No, ho sbagliato. No, e non può impararla sta mod. Ancora. Perché non va? Ecco, fermo prima a far così. Ecco, Marco Elceverri. Non se qualcuno è stanco, Chili Gonzales. Beh, però aspettiamo ancora un po'. Tanto mettiamo il Ceverri per un Neymar disastroso. Cioè, il problema del pagliasso che è molto discontinuo. Vediamo, stiamo calmi. Dobbiamo un po' provare i giocatori. Sarebbe bello Mamma mia. Dai che possiamo fare il miracolo. Puyol, Clermont, Ocho. No, cioè, veramente quelli del Barcellona non hanno un tiro, hanno sono cecchini cazzo. Tanto segna Bebeto per il Deportivo, piove a Valencia al Mestalla, Mendieta. Clermont, Elceverri, Kempes. Attenzione Angloma, sei da solo. Ma no, sti cross. Che cross di merda. No, poi devo mettere anche offensiva, però aspetto perché comunque l'obiettivo è quello di non perdere di goleada, Gioacchino. Dai, con la pioggia ci gasiamo, mettiamo le intermedie, andiamo. Bravo Gioacchino con le intermedie. Vai Gioacchino. Ma no, non ci credo. Cosa aveva fatto Kempes?
Traversa inguardabile di Kempes. No, mi viene da piangere. Era il 3-3. Cosa ha fatto Kempes? Non ci credo. Madonna, Gioacchino. Meno male che l'ho comprato. Gioacchino. Gioacchino! Gioacchino. Non ci credo. Stiamo giocando bene la ripresa, Arias. Ayala. Non perdiamola qua. Proviamo ad attaccarli. Gaizka, Zabala, Mendieta. Non penso ci sia il VAR comunque su sta mod, secondo me. Ecco. Vai, cazzo. Dai ragazzi, Mendieta. Ayala. Anglova. Gioacchino sta giocando una partita iper straordinaria. Mendieta, eccoli qua il Ceverri, vai Marcone, il boliviano. Gioacchino. Kempes! Mario Kempes! Che partita. Oddio, stiamo calmi. Mi va benissimo che il 3-3 per Barcellona. Clermont. Zabala. Vai Gaizka. Angloma. Gioacchino. Carboni, vai vecchietto. Mendieta. Gioacchino. Gaizka. Il Ceverri! Calma. Cosa ha fatto il Ceverri? No. Però non voglio abbassarmi. Non do un bel segnale se mi abbasso. Però qua va la poi. Dai. È il Piocco. Oh cazzo, vai Piocco. Gioacchino, passala! Ultimo cambio. Chi è il più morto? Proprio Mendieta. Però Mendieta non posso toglierlo. No, centrocampo lascio così. Piuttosto togliamo Kempes che comunque sta anchino e proviamo Mundo. Tu del Mundo adelante, vai. 14 tira 28, la stiamo, non so cosa, va bene anche un pareggio, se lo vinciamo che entra Guardiola. Adesso inizierà il tiki-taka. Stiamo attenti ragazzi, almeno pareggiamo, se Senna adesso è pericoloso. No. Comunque i miei acquisti sono presentati bene, grandissimo gol di Elceverri. Ragazzi, chiccone Elceverri, per intenditori, Io amo la Bolivia poi, spero giocare a 30.000 metri. Madonna, i boliviani sono incredibili, vincono sempre in casa, non vincono mai fuori. Attenzione Kubala. Madonna, qua lo sto portando a casa, stiamo buoni. Ti prego, andiamo a casa, arbitro. Vittoria memorabile. Memorabili. Non so che dire, Fiori. Allora, giocatore. Sì, però dobbiamo lodare anche Elceverri, perché mi ha fatto vincere Elceverri. E anche Joachim. Bisogna lodarli, ragazzi. Devono diventare tutti fedelissimi del Cuba. Aspetta, stanno crescendo veloci perché è chiaro che avranno sicuramente delle... Sarà una moda dove comunque crescono più veloci i giocatori sicuramente. Ok, perfetto. Sorteggio Champions, ci divertiamo perché c'erano squadre anche, cioè c'erano praticamente squadroni impossibili.
Vai. Gruppo A. Monaco, Amburgo, Ajax, Bayern, Milan, Liverpool, Real Madrid e Atletico Madrid. Gruppo B. Monaco PSV, ecco quello vorrei andare. Amburgo United, Ajax Benfica, porca, ci sarà Eusebio, cazzo. Bayern Arsenal, Milan Barcellona, Liverpool Juventus, mamma mia, Milan Barcellona, Real Madrid Borussia, Atletico Anderlecht. Tocca a noi, ti prego nel gruppo A. Cazzo, no, Monaco 6. Vabbè, per carità, è vero che sarà forte anche quello. Valencia, Bayern Monaco, Arsenal. Gladbach col Milan, Varsavia, San Etienne, Inter, proprio le storiche hanno messo. Leeds United, madonna che girone il gruppo A, stranissimo. Stella Rossa, Torino, Partizan Belgrado, Hajduk Sparato, scusate, Rangers, Spartak Mosca, Dinamo Tbilisi. Il Bayern Monaco si presenta con Beckenbauer, madonna di Dio, non che credo. Cioè, Gerd Müller cosa 20-20, 19-18. Gerd Müller, Roth, Matteo Rummenigge, Breitner, Paul Breitner, mamma mia. Sepp Maier, portiere storico anche lui. Oliver Kahn, no, abbiamo una foto di Kahn, ciao. Schweinsteiger, Salihamidzic, Sagnol, Scholl, giovane Elber. Vabbè, Bayern Monaco sarà praticamente impossibile batterlo. Arsenal, vabbè, Thierry, Brady, Vieira, un po' diciamo l'Arsenal, Ljungberg e l'Arsenal degli invincibili. E il Partizan Belgrado, buoni giocatori tutti. Beh, questo solo 18-17, è vero che spa. Cioè ragazzi, tutti possono vincere la Champions. Ciao. In prestito Jovetic e Ljajic e Nastasic. Rido. Mamma mia, vediamo il Leeds, grande Leeds. Però purtroppo non c'è... non ho visto Alan Smith, no, mi sembra strano. Under 23. Non c'è. No, peccato. Ok ragazzi, ci siamo. Eceverri titolare e anche Claudio Lopez, che Chili Gonzalez era un po' stanchino. Ok, tutti vogliono Valderrama, una ripresa magari lo mettiamo, perché ancora una condizione un po' pessima. E vogliamo il primo gol di Mendieta intanto. Attenzione. Angloma. Eceverri. Kempes. E il Pioco. Vai Pioco. Parata di Prosecco. Dopo la grande vittoria col Barça mi piacerebbe portare a casa i 3 punti anche ad Oviedo. Diciamo che il giocatore più forte, ho visto Langara che è un bel attaccante con dentro 19 in finalizzazione, una leggenda. Joaquin, bravissimo per Angloma, a destra scivola, No, fuori gioco. Il gol. Gol di Lopez. Sembra fuori gioco. Grandi ragazzi, grande il Pioco. E il Pioco. Mendieta. Abbiamo un Valencia sontuoso. Stiamo calmi, adesso prendiamo 4 gol. Angloma. Io in realtà mi piacerebbe giocare con i 2 attaccanti. Però questa squadra è nata con le fasce, quindi sarà difficile portarla a 2 punti, ve lo dico già. Attenzione Berenguer. Stiamo attenti raga. Mendieta. Oh, Gaizka!
Mendieta 2-0. Stiamo giocando prudente in realtà, non so perché è rimasto prudente però. Cioè, l'Oviedo è chiaro che rispetto alla nostra squadra è una delle più scarse, diciamo, che hanno messo le storiche della Spagna, però ecco l'Oviedo ha sicuramente meno nomi rispetto alle altre squadre della Liga. Cos'è? Ah no, c'è il VAR. Vediamo. Vediamo la decisione dell'arbitro spagnolo. Calcio di punizione. Vai Zabala, mettila in mezzo. Palo di Kempes, peccato. Amedeo, vai Amedeo. Echeverri, si è visto poco finora, ma ci ha regalato la vittoria col Barça, è già un idolo. Lopez. Mario Kempes. E beh, cioè, ragazzi, Kempes ha trascinato l'Argentina nel 78. Un bel animale. Valencia sontuoso. Vai. Seconda frazione. Cioè, è chiaro che mi piacerebbe allenare comunque più squadre perché non so quanti giocatori riuscirò a comprare. Cioè, sarà veramente difficile. Certo, l'idea di andare anche al Milan, di Van Basten e Gullit, solo che una squadra così mi sembra veramente iper forte. Vedremo, vedremo. Tanto pensiamo qua. Stiamo giocando veramente bene. Primo cambio. Facciamo debuttare Carlos Valderrama. Perfetto. E voglio provare anche Epi. L'ultimo cambio mettiamo Pablo Aimar. Vediamo questo Epi a destra. Sono curioso. Ed entra Valderrama. Adesso sono cazzi. La cappellata di Valderrama dominerà il mondo. Beh, sono un tempo abbastanza tranquillo comunque, diciamo che abbiamo mollato, tra virgolette. Pablito per Echeverri. Echeverri alla fine 6-9, dai. Comunque Canizzari in realtà l'ho lasciato perché ha preso addirittura il miglior giocatore della settimana, pur prendendo 3 gol. Vuol dire che ha fatto miracoli che non ho visto negli highlight qua. Occhio. Cerchiamo di mantenere se possibile la porta inviolata. Voglio il primo clean sheet. Dai Fischia, andiamo a casa. Pablito Aimar. E intanto 6 punti in 2 partite. Importante per il morale. Molto bene. E il Valencia debutta. È il Pioco, ragazzi. Quanto me lo godo il Pioco. Ok. Chili Gonzales bene. Epi non benissimo.
Buono raga, saluto del comandante veneziano. Valencia, sontuoso. Per adesso. Ciao!